buonasera. Buonasera a lei. Signor Mario, ci sa parlare del suo Gugliao e in particolare dei riti che vengono fatti per scacciarlo, tra virgolette, diciamo. Per quanto riguarda i riti, Sogugliao, significato preciso dovrebbe essere Pigaio, cioè lo sguardo che va a incidere sullo stato di una persona o sullo stato di un albero, comunque di un essere vivente, che proprio perché colpito da questa sorta di fluido magnetico emanato dagli occhi della persona, che inconsapevolmente, per quanto è scienza mia, va a colpire le persone e quindi ne determina un maleficio. Una persona che si ammala, un fiore che appassisce, un albero che si secca. Per verificare se una persona è stata colpita da Sogugliao ci sono alcuni sistemi, uno di questi è quello del Sacco Avatena. Secondo le mie informazioni, il Sacco Avatena non è altro che la verifica se una persona è stata oggetto o meno del Sogugliao. E consiste nel recarsi, portandosi appresso un bicchiere di vetro, recandosi presso la persona con cui si è preso contatto, che si ritiene in grado di fare quanto è necessario per verificare se appunto si è stati oggetto del Sogugliao. Ci si reca a casa della persona, che generalmente è una donna anziana, che difficilmente si ritrovano giovani donne che esercitano quest'arte, chiamiamola pure così, e consiste nel gettare all'interno del bicchiere che viene riempito d'acqua, e a seconda dell'effetto che il sale produce all'interno del bicchiere, la persona che è l'esperta di Sogugliao, è in grado di dire se appunto è stata oggetto o meno appunto di questo Ogugliao. Questo è uno dei sistemi, ma c'è anche un altro sistema, quello di immergere all'interno del bicchiere una pietruzza, generalmente una pietra di fiumi, a seconda delle bollicine che vengono emesse da questo piccolo sasso o da altri oggetti, comunque oggetti di poco valore, oggetti che vengono raccolti anche per strada, che può essere anche un pezzo di carbone, anzi spesso il carbone è proprio una delle sostanze che viene utilizzata. A seconda delle bollicine che salgono, se sono 2 vuol dire che nella sua vita questa persona sarà soggetta 2 volte a Sogugliao, se sono 3 volte e così via. I rimedi consistono nel recitare delle preghiere, o meglio dei brebus, anche se a sentire le esperte è un misto di preghiere e di brebus, perché non bisogna commettere l'errore di confondere le due cose, che le preghiere si rifanno alla religione cristiana, i brebus è un antico lascito della religione antica, la religione pagana, che appunto utilizzava tutta una serie di sortilegi, di magie per debellare quello che non si riusciva a capire. Cioè, la medicina in quel periodo era soprattutto demandata agli sciamani, agli stregoni, alle mammane, a persone che comunque avevano fama di riuscire ad avere dei contatti con l'aldilà o comunque con delle forze al di fuori della nostra comprensione. Quando l'esperta non era in grado di risolvere il problema, si ricorreva a varie persone, a varie esperte, e allora si abbrevava in contemporanea, diciamo così,
cioè era un'operazione che veniva fatta a tre. Ognuno recitava le proprie persone proprio per dar forza all'intervento e per trovare la soluzione che si stava cercando e risolvere problemi di salute o altri problemi che venivano riscontrati. Generalmente chi veniva preso da Soguliao erano delle ragazze e soprattutto dei bambini, che venivano addocchiate involontariamente. Questa è una cosa che mi hanno sempre detto: chi produce questo effetto del Soguliao è inconsapevole di quello che sta facendo. E anche per questo che queste persone, anche se venivano generalmente identificate, non erano oggetto di insulti o di quant'altro da parte della persona che veniva offesa, ma si prendevano i rimedi necessari per evitare che la cosa si ripetesse. Per quanto riguarda i bambini, soprattutto le puerpere, quando ricevevano la visita, allora si partoriva in casa, non si andava certamente in ospedale, quando si ricevevano le visite di qualche persona che molto esuberante, che faceva dei complimenti, delle valutazioni un po' troppo spinte sulla bellezza, sul carattere del bambino, sulla tranquillità del bambino o della bambina, generalmente sottovoce la mamma imprecava dicendo a chi vindi vighi su demonio, a chi discroci di sa giustizia o cose del genere. Era un'imprecazione che doveva neutralizzare appunto l'effetto di tutte queste valutazioni che erano fatte in buona fede da parte delle persone che visitavano, e soprattutto che visitavano il bambino, che visitavano la mamma. E soprattutto non appena la persona usciva dalla stanza e girava le spalle, generalmente la mamma del bambino o qualche parente stretto sputava 3 volte di seguito per scongiurare appunto tutto quanto la visitatrice aveva potuto procurare o avrebbe potuto procurare al bambino. Cioè sono delle manifestazioni che sono arrivate fino a noi, e per quanto mi risulta ci sono ancora delle persone che esercitano quest'arte del Soguliao, quindi fanno i breus, recitano le poesie, fanno tutta quella serie di scongiuri utilizzando amuletti tipo Sasabeggia o l'occhio di Santa Lucia, che avrebbero secondo loro il potere di scacciare il malocchio. Per quanto riguarda lo sputo che ci stava dicendo prima, quale significato? Lo sputo ha lo stesso, per quanto io sono riuscito a capire e a raccogliere da testimonianze di persone anziane, questo una quindicina d'anni fa, lo sputo ha lo stesso valore, lo stesso potere che ha le corna più o meno in tutta l'Italia, quello di scongiurare, e in questo caso sostituisce ti cavo gli occhi, generalmente con la forchetta oppure e qui si utilizzava lo sputo con questo significato di scacciare appunto. Come uno scongiuro? Sì, come uno scongiuro, anche perché la saliva non è solamente a Gonno Svanatico in Sardegna che viene utilizzata anche in altre zone dell'Italia appunto come rimedio estremo contro il malocchio e altre malattie. Ascolti, lei si è mai sottoposto a uno di questi riti del Soguliao o di qualche altra medicina antica? Beh, del Soguliao no. Di medicina antica sì, questo è successo 4-5 anni fa. Avevo un orzaiolo e stavo rientrando a casa e ho incontrato un amico che era in compagnia della moglie. Mi ha guardato l'occhio e mi ha detto: ma perché non vieni a casa dopo pranzo che ti faccio la medicina? Ho detto: ma io non è che l'abbia presa troppo sul serio, ma siccome erano 2 amici, ho detto: ma funziona davvero? Se non altro mi invitate il caffè, se non funziona mi guarite l'occhio, almeno un caffè. Sì, vieni. Sono andato,
ha recitato le poesie, le preghiere che doveva recitare, sono uscito il tempo necessario per rientrare a casa e strano, ma non avevo più nulla all'occhio, non avevo più lo zaiolo. Quindi con lei ha funzionato? Ha funzionato, poi non so se funziona anche con altri. Ascolti, ma a sentire altre persone pare che funzioni. Ascolti, durante il rito altre Breus ha usato qualcos'altro? Non lo so perché non riuscivo a sentire le parole. Ma era un misto comunque, più che Breus ha recitato delle preghiere che sono riconducibili alla religione cristiana, ma non mi stupirebbe scoprire che quando me ne sono andato ha continuato con alcuni Breus, che generalmente vanno assieme. In ambito agropastorale io ricordo perfettamente, anche perché ho assistito non prima della semina, dopo la semina, immediatamente dopo la semina, San Megine Montes Escluqueus. Ho assistito insieme ad un agricoltore che aveva seminato e dopo mezz'ora il campo era invaso dai passeri. È corso immediatamente a Gonno Sfaradida, si è portato appresso una signora che ha percorso tutto il perimetro del campo recitando dei Breus e strano ma vero i passeri non sono tornati. Grazie signor Mario. Grazie a voi.